Avevo voglia, ragazzi, di cucinare, ma soprattutto di assaggiare, perché non tengo genio di mangiare. Questo è il mio primo piatto che cucino dopo che mia mamma se n'è andata. E se ci fosse stata lei, essere detto continuo, va innanzi e non ti fermare. E quindi l'ho fatto per te, mamma. Sei la vita mia. Oggi non avevo i pinoli, i pignoli, e avevo voglia di pasta con pesto e salsicce. Ma tenevo le mandorle. Ha detto vabbè, proviamoci. Volete fare pure voi? E già, pigliate carta e penna e facciamo sto pesto con le mandorle, salsiccia e per mantenere la napoletanità e zit. Un bel boccale, questo qua del mixer, e aggiungeteci olio extravergine di oliva a occhio. Lo sapete che io faccio a occhio e non misuro niente. Un bello mazzo di vasi Nicola, poi il parmigiano e le mandorle. Adesso andiamo a frullare tutto insieme. Ecco qua, il pesto alle mandorle è pronto, la salsiccia si sta arriscando e l'acqua bolle molto amara. Ecco qua, ragazzi, la pasta è pronta. Io la vado a prendere direttamente dall'acqua di cottura e lo butto nelle salsicce che avevo fatto arruscare prima. Ecco, adesso aggiungo tutto il pesto che avevo fatto prima. Vedete com'è bella sta crema. Aggiungo un po' di parmigiano, giusto un po', ok? Crema vi sembra un po' densa, aggiungete un cucchiaiello di acqua di cottura della pasta, un mestolo. Aiuto, ecco bellissimo, mamma mia che profumo. Ecco qua, è pronto, assaggiamo. Guardate qua, che specialità. Piatto da gran gourmetta, da gran gourmet. Buon appetito e buona giornata a tutti quanti.